Buona giornata, ben trovati. Inizia una nuova settimana calda, perché sarà ancora una settimana calda, nonostante i temporali nel fine settimana. E allora buona giornata, vediamo subito insieme le principali notizie, la nostra rassegna stampa dai principali quotidiani del giorno. La nostra zona ci porta ad esaminare Gazzettino, Tribuna di Treviso e Gazzettino poi di Treviso, per chiudere con la pagina sportiva poi dedicata alla Gazzetta dello Sport stamane. E allora andiamo subito ad iniziare, vedete le nostre testate, inforchiamo gli occhiali e lunedì 8 luglio 2019 non possiamo che iniziare con questa notizia. Eccola qui. UNESCO, il trionfo del Prosecco, le colline proclamate patrimonio dell'umanità. Centinaio, il ministro, parla di un grande riconoscimento all'Italia e al Veneto. Sapete quello che mi spaventa? Quello che mi spaventa sono quelli che salgono sul carro dei vincitori, che magari fino all'altro giorno sparlavano di questo trionfo del Prosecco e di queste pagine e di queste colline appunto che sono sulle pagine dell'UNESCO, e adesso invece tutti sul carro del vincitore. Ci auguriamo che invece insomma Zaia possa e riesca a mettere tutti in linea e tutti nella maniera giusta. Venezia-Baku, vedete poi il titolo, asse sulle orme di Marco Polo, qui inquadrato il governatore Zaia e la squadra del Prosecco in missione per l'appunto a Baku. Scendiamo con la prima pagina del Gazzettino, chiaro che anche la Tribuna di Treviso ha questo articolo, eccolo qua, poi lo vediamo nel dettaglio, però vedete l'UNESCO, colline del Prosecco, nuovo patrimonio dell'umanità. Non è proprio l'apertura, perché l'apertura è dedicata alla grande nave che sfiora lo schianto, paura a Venezia, poi ne parliamo nel dettaglio. Anche il Gazzettino, proprio in apertura, parla di tempesta a Venezia, paura per la grande nave, la Costa Deliziosa sbanda, i rimorchiatori la salvano, Toninelli dispone una immediata ispezione. Ancora paura insomma per una nave da crociera a Venezia, la Costa Deliziosa, che stava lasciando la città per riprendere la crociera, si è ritrovata nel bel mezzo di una bufera che si è scatenata ieri pomeriggio a Venezia. Sembrava, se avete visto delle immagini, sembrava veramente una bufera molto molto forte. Complice il forte vento, la nave ha sbandato puntando verso la propria sinistra e dirigendosi quindi verso Riva Sette Martiri e i Giardini. A bloccare lo schianto, che ad un certo punto sembrava inevitabile, ci hanno pensato i tre rimorchiatori tirando il grattacielo galleggiante verso dritta. Decisiva la richiesta del comandante della Costa Deliziosa alla Capitaneria di Porto di aumentare la velocità, superando anche il limite di 8 nodi. Pensate che uno yacht che era parcheggiato, ormeggiato nella zona, l'intero equipaggio, visto che pensava ormai di essere travolto dalla nave, è saltato proprio a terra scappando. La Capitaneria aggiunge: ma il comandante ha mantenuto sempre il controllo. Se ne parla poi anche alle pagine interne del Gazzettino. Sugli sbarchi c'è un'analisi, poi sugli sbarchi di spalla del Gazzettino, sugli sbarchi serve realismo o non si fanno passi avanti, scrive Carlo Nordio in prima e poi in 23esima pagina. Per ritornare all'UNESCO e al trionfo del Prosecco c'è l'intervista naturalmente di Angela Pedriva, inviata a Baku, che parla di Zaia, un'altra utopia che si realizza. Ora ci vuole veramente solo l'autonomia. A chiusura di pagina del Gazzettino, il Grecia alla destra vince e chiude l'era Tsipras. Kyriakos Mitsotakis alla guida della Grecia, il 51enne leader del partito di centrodestra Neodemocrazia, ha condotto il suo partito ad una netta vittoria che mette fine all'era della sinistra, al governo di Alexis Tsipras, ed apre le porte ad un periodo di riforme che puntano a diminuire per l'appunto le tasse, aprire agli investimenti privati e ridurre così la burocrazia. Dall'altra parte del quotidiano, sempre prima pagina, si parla di passioni e solitudini a cura e a firma di Alessandra Graziottin, che parla di quella voglia di leggerezza che può essere pericolosa. Prima e 23esima pagina del Gazzettino di oggi. Di nuovo per riportare i titoli qui in apertura: Treviso, scafo li rovescia, 2 pescatori rischiano di annegare, la storia, i fratelli Pinton con le mani in pasta, Bigo
ravvioli e tortellini venduti nel mondo. E poi calcio, mister Conte si presenta all'Inter, la squadra viene prima del singolo. Queste le notizie che ritroveremo poi alle pagine interne del quotidiano. La tribuna di Treviso, vi dicevo, c'ha questa bellissima foto della grande nave che sfiora lo schianto con tanta paura a Venezia, una bufera di vento e pioggia in laguna e torna l'incubo dei pericoli legati al passaggio delle grandi navi a Venezia. La Costa Deliziosa è sbandata all'altezza di Riva Sette Martiri, sfiorando altre barche. L'UNESCO, vi dicevo, colline del Prosecco, nuovo patrimonio dell'umanità. Zaia incassa una seconda prestigiosa vittoria internazionale, la prima era naturalmente le Olimpiadi di Milano Cortina. Festa grande a Valdobbiadene ieri per tutto il giorno, atteso tra l'altro 1 milione di turisti, questo per quanto riguardava questo verdetto di Baku. Andiamo sulle condizioni meteorologiche, perché non sono state bellissime nel fine settimana o parzialmente nel fine settimana. Dopo sabato, anche ieri, il maltempo ha colpito con grandine, allagamenti e vento la Marca trevigiana. 2 i temporali anche in città di Treviso, poi nelle pagine locali lo vediamo nel dettaglio. Il nuovo vescovo, volontariato, sindacati e fedeli promuovono Don Michele, che ha riscosso simpatia e ispira grande fiducia a Don Michele Tomasi, nuovo vescovo di Treviso. E poi da Oderzo, lite in famiglia, il padre ferisce moglie e 4 figli con un coltello, questo per quanto riguarda una lite in famiglia che stava per trasformarsi in un'autentica tragedia, quella che ieri sera ha gettato nel panico col Francui di Oderzo. La goliardia, e meno male che c'è un po' di goliardia ogni tanto, qui si parla di barche mascherate in migliaia per la satira sul Sile, una trentina di imbarcazioni di fortuna costruite con pazienza, sentimento, ma soprattutto tanta ironia per sfidare il Sile. Il consueto pienone di barche e di pubblico ieri mattina per la 28ª edizione della discesa folcloristica del Sile dal Ponte de Agoba a Silea per quanto riguarda appunto Treviso. Questo la tribuna. Adesso diamo un'occhiata alle pagine locali. Treviso, vedete, alberi in strada e capannoni scoperchiati, vento e grandine che hanno sferzato la Marca, 2 temporali ieri su Treviso e sull'Interland. A Volpago del Montello un palo dell'Enel è caduto in via Schiavonesca Vecchia. È stata ancora, guardate qui, è stata ancora una giornata con rovesci improvvisi e con tanta grandine, grande come palline da tennis. Guardate queste immagini che arrivano ancora da Godega di Sant'Urbano, perché l'altra sera la zona più colpita è stata quella di San Fior, di Godega, di Cordignano. Una grandinata sul Prosecco, danni a Colle Umberto, tanto per tornare sul Prosecco, perdite al 70% perché la violenta grandinata di venerdì pomeriggio che ha colpito in maniera particolare tra Gaiarine, Colle Umberto e Vittorio Veneto ha provocato vasti danni alle coltivazioni, accusando e accumulando a terra lungo i filari dai 15 ai 20 cm di chicchi di grandine, perdite tra l'80 e il 90% in taluni fazzoletti di prosecco più esposti. I primissimi dati della ricognizione potrebbero palesarsi oggi, ma per un'analisi completa di quanto è accaduto, ha detto Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura del Veneto, si dovrà aspettare inevitabilmente qualche giorno. Per quanto riguarda Treviso e il Gazzettino, vedete l'apertura, il titolo Colline dell'UNESCO, il sogno si avvera. Alle 13:45 di ieri l'area della DOCG è diventata ufficialmente patrimonio dell'umanità dopo un cammino lungo 10 anni. L'attesa del verdetto, i capricci della diretta TV e sul più bello un temporale, ma alla fine insomma a Valdobbiadene è stata festa grande. I sindaci dell'area DOCG erano riuniti a Valdobbiadene, qui vediamo la foto con la Magnum in mano al sindaco di Valdobbiadene sulle colline patrimonio dell'umanità. La dedica di Nardi ai viticoltori eroici, Massimo, Andrea e Enrico, il sapore di una vittoria
che sta anche nel ricordare quei viticoltori morti sui pendii difficili della DOCG. Innocente Nardi ha le lacrime agli occhi quando da Baku dedica l'iscrizione delle colline anche a loro. Le categorie, successo straordinario, ma ora tocca a noi, dicono da Ascom agli industriali, da Confagricoltura a Coldiretti, dalla politica allo sport, insomma tutta la marca applaude il prestigioso traguardo raggiunto. Andiamo sui sindaci, vedete in questi due riquadri, i sindaci perché esplode la gioia, è il primo passo avanti compatti, stamattina i sindaci si sono svegliati con il certificato in tasca, cambieranno molte cose, hanno detto dovremo dotarci anche di strutture ricettive e andare avanti compatti, questo è l'importante. I produttori in questo riquadro, lo snodo del futuro sarà distinguere con chiarezza le qualità del prosecco superiore che viene da un luogo magico. La sfida dei produttori è comunque già iniziata, se ne parla a pagina 2 e a pagina 3 del Gazzettino di quest'oggi. Occhio ancora alla cronaca, maltempo, grandinate in ginocchio ci sono 50 aziende e ad Oderzo, lite in famiglia, vi dicevo spunta un coltello, ci sono anche 4 magrebini feriti. E allora adesso prendiamo il quotidiano, il Gazzettino e sfogliamolo insieme a voi, magari facendolo vedere, sì, ritorniamo, eccoci qui, imprevisti, ansia per il temporale, il trionfo in diretta, questo è un luogo speciale, la vittoria del Prosecco DOCG per quanto riguarda le pagine che scorrono del Gazzettino di stamane. Colline, patrimonio dell'UNESCO, e Nardi ricorda Andrea morto per questa terra, vi dicevo, il presidente del consorzio DOCG commosso fino alle lacrime dedica un pensiero a chi non c'è più. Categorie, vedete qui in fondo, categorie politica, sport ed industriali parlano di un risultato eccezionale, ora tocca a noi, speriamo che veramente tutti lo capiscano e come dicevo in apertura l'importante è salire sul carro, anche se è brutto insomma salire sul carro dei vincitori quando magari qualcuno aveva tirato indietro la propria partecipazione. La lite in famiglia degenera e spunta un coltello, 4 feriti, l'episodio ve lo raccontavo in precedenza, è accaduto ieri sera in un'abitazione di Colfrancui di Oderzo, stanno indagando i carabinieri. Poi grandine, 50 aziende in ginocchio, i danni nella zona industriale tra Colle Umberto e Godega, alberi caduti e centraline in tilt anche dopo i temporali, summit dei sindaci pronti a chiedere lo stato di calamità. Più di 60 gli interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco nella giornata anche di ieri. Le penne nere trevigiane, vedete questa foto e questo titolo, le penne nere trevigiane nei boschi del Lagordino per lavorare. Ancora uno scafo li affonda, si salvano a nuoto, l'onda causata dal natante fa rovesciare il gommone di 2 amanti della pesca in laguna, tragedia sfiorata a Porte Grandi. Maturando con la TBC, vi ricordate questo caso, ne abbiamo parlato il fine settimana scorso, maturando con la TBC, oggi l'esame, affronterà stamattina alle 11 in ospedale a Treviso il suo esame di maturità, è un ragazzo appunto di Motta di Livenza. Questo per quanto riguardava le pagine locali del Gazzettino. Scusate, diamo un'occhiata anche alle pagine, sfogliamole insieme a voi, della Tribuna per vedere se ci scappa qualcosa. Tribuna che dedica grande spazio alla discesa del Sile, satira sulle grandi navi, cannabis e alcol liberi, primi gli internazionali, amministratori e vogatori col tricolore, la festa della Sardea appunto in quel di Silea. Si parla del nuovo vescovo di Treviso, Tomasi, linfa ed energia per la chiesa di Treviso, gli danno tutti il benvenuto. Comunità sotto shock per Gloria, Don Daniele, siamo a Casale sul Sile, parlava di una ragazza speciale, il dolore del sindaco e degli amici che si sono stretti alla famiglia della tredicenne, morta purtroppo nella serata di sabato. Padre accoltella la moglie e i 4 figli, questo è il caso di Colfrancui di Oderzo, automobili di turisti sull'Adige
all'argine del Piave nonostante i divieti. A denunciare l'intrusione è un residente di Nervesa della Battaglia che ha fatto anche un filmato. Messaggio alla madre, poi scompare Luigi Salvatore, 50 anni, di Resana, lo hanno ritrovato in serata, l'escursionista aveva sbagliato strada, è stato cercato per ore, fortunatamente è andato bene, è andata tutto bene. Pompiere va in pensione e si regala il Giro d'Italia, festeggerà in bicicletta completando 60 tappe in 60 giorni, ovvero 6.558 km, e ha ottenuto l'autorizzazione del Ministero dell'Interno di alloggiare nelle caserme. Mi pare una bella cosa questa. Questo per quanto riguardava la tribuna. Adesso la pagina sportiva. Prima quella locale, diciamo, quella dettagliata trevigiana e non, con l'Ognisport del Gazzettino, l'intervista ad Ottoni, qui poi il volley, Santarelli rivela il retroscena dell'arrivo della Egonu all'Imoco Volley Conegliano, TVB l'ambizione di Imbro andare oltre la salvezza per il primo anno di Serie A1. Poi lo spazio. La foto è sul Benetton di Tavujara. Il prossimo anno faremo ancora meglio, ha detto, per le difese degli avversari del Benetton, il figiano Ratua. Tavujara è veramente il pericolo numero 1. C'è il calcio sulla graticola, fra crisi economiche e traslochi, il Nervesa che è andato a Treviso, alcune società stanno attraversando momenti di difficoltà. In città c'è il vecchio club, e siamo a Treviso, che lotta per poter sopravvivere, Montebelluna e Conegliano salve in extremis, Montello a rischio. La cosa veramente è incredibile, quella del Montello, ve lo raccontiamo quest'oggi nella ripresa del nostro TG sportivo, che tra l'altro ogni sera alle 19:40 potrete vedere in onda su Caffè TV 24, canale 95 del digitale terrestre, per quanto riguarda Veneto e per quanto riguarda la provincia di Treviso, ma soprattutto Veneto e poi tutto il nord Italia. Calcio, l'anno della crisi, vedete come stavamo dicendo, insomma nell'anno del centenario una salvezza quasi sul filo di lana. Questo è Catania, il nuovo presidente del Montebelluna, che se ne va da Volpago del Montello e va a Montebelluna perché ha detto ho più visibilità, decidete voi se è giusto o meno. Io avrei unito le due cose, avrei anche fatto un altro colpaccio, scusatemi così la butto là, cioè unendo Nervesa, Volpago del Montello e Montebelluna, facendo un bel polo, ma evidentemente queste cose non sono fattibili o non si vogliono fare. Si parla anche del calcio conegliano, qui team zoppo senza il presidente Dalanese prematuramente scomparso, in arrivo forze nuove, il nuovo presidente è Ruggero Canzian, che da sempre era all'interno della società. Poi naturalmente un po' di calciomercato, ma ne parliamo dettagliatamente nel nostro spazio sportivo, vi dicevo, che inizia e ricomincia questa sera, lo sprint di Ratuva, la Benetton vola alta, poi a Mogliano ci si prepara per una mischia invincibile e poi parla la Serie A del rugby, Meneghetti una fucina di idee, così sarà il mio casale. E per chiudere sarà un'Imoco concreta, Santarelli presenta la squadra e racconta l'arrivo di Egonu. Si cominciò a parlarne in inverno, un matrimonio voluto veramente. Raduno, ma per poche, si comincia il 26 agosto, per poche perché poi ci sarà naturalmente le Olimpiadi. Fabris e Danesi, due partenze particolarmente sofferte, difficile rinunciare a Samantha, Anna invece ha scelto di cambiare. Per la National League, Stati Uniti vincenti con la Pantera Ogbogu, che quindi vince il titolo della VNL portando a casa un altro prestigioso titolo. Poi per chiudere, la salvezza non basta, stiamo parlando di TVB, a parlare il capitano della TVB Imbro, che dice siamo pronti per il debutto in Serie A, l'obiettivo minimo è restarci, ma dobbiamo essere piuttosto ambiziosi. Chi sta facendo un bel basket mercato è sicuramente la Ruker Sanve del presidente Guberti, che ha portato a casa 4 cambi importanti, una rivoluzione più che mai importante alla Ruker Sanve. E per chiudere la doppietta di Pradella, eccolo qua, 2 medaglie nella stessa competizione in 2 discipline diverse, epica impresa del 18enne nelle gare in Romania. Ne avevamo parlato
Jump, perché l'atleta della Silca Ultralight, intervistato da noi molte volte, ha conquistato un argento nel cross duathlon e un bronzo nel triathlon. Ce l'avamo accorti e sapevamo che fosse veramente forte, ma non così tanto, visto queste splendide vittorie. La Gazzetta dello Sport di oggi, per chiudere, solo il titolo: Inter in alto con te, giocano sul Conte, e i grandi traguardi, dice Conte, non pongo limiti ma servono uomini straordinari, e quindi ok. Nasce il Milan di Giampaolo, Zac dice somiglia molto al mio, Zaccaroni che parla, attrazione Juventus, dopo Rabiot strega d'élite e Chiesa spera di andare alla Juve. E poi c'è stata questa notizia che è passata forse un po' sottotono, però Magnini ha fatto uno sprint eccezionale e ha salvato un ragazzo che era in difficoltà, aiuto a Nego, Magnini fa uno sprint e lo salva. Il campione in Sardegna dice però non sono un eroe. La festa americana con l'anti-Trump, sì, perché il calcio americano sale sul podio più alto, batte appunto l'Olanda e per la quarta volta vince il suo campionato del mondo femminile di calcio, o meglio di soccer, come si chiama, o di football, come si chiama, no, football americano è un'altra cosa, di soccer appunto come si chiama in America. Abbiamo chiuso la nostra rassegna stampa, Mirko Villanova in studio vi ringrazia per l'ascolto, a domani, sempre qui, www.venetoglobe.com. Buona giornata.